Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto dal titolo, parleremo di un piccolo rituale d'amore molto semplice. Ma prima di iniziare a raccontare questo piccolo rituale d'amore semplice, vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube del The Guard, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook, ed è inutile dirlo, ma i migliori iscritti del mondo Face ce li ha il The Guard Marietto Veneziano e sono nel nostro gruppo. E poi di venirci a trovare anche nel gruppo di Telegram i Magici Aceri Bertoldini, dove alle 20:30 ogni lunedì sera il Degario Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso gratuito esoterico in cui si parla di Cabala, ermetismo e quant'altro. I link sono sotto in descrizione, se volete potete lasciare anche un bellissimo commento e anche un super like. Vi ricordo che anche il vostro Marietto ha superato i 1000 iscritti e quindi sotto ha la possibilità nei commenti di avere anche la community, dove metto periodicamente dei circuiti gratuiti da poter scaricare e utilizzabili liberamente. Funzionano tutti bene. Iniziamo un po' a parlare di questo rituale d'amore, che è semplice, ma l'utilizzo, cioè la materia che vi serve è un pennarello rosso o una penna rossa, un foglio di carta bello grande, almeno un bel foglio a 4, cioè l'ideale sarebbe un foglio qua, e una bella candela rossa, E prima di iniziare a fare questo rituale di magia, il vostro Marietto Veneziano vi consiglia di praticamente fare il cerchio di fuoco e l'ovetto luminoso e anche una bella meditazione della stella di Davide, così di presentarsi energeticamente puliti e forti davanti a questo rito operativo semplice. Quindi prendete il foglio e scrivete il nome del vostro amato o del vostro potenziale amato, di quella persona che vi interessa, da destra verso sinistra, per almeno 5 volte con una penna rossa. Quando avete scritto di seguito, non di seguito, ma uno sotto l'altro, prima scrivete nome e cognome, poi andate a capo, nome e cognome, formate praticamente una colonna. Poi girate verso destra di 90 gradi in senso orario il foglio e scrivete 7 volte il vostro nome, che praticamente forma una griglia, 5 volte prima il nome del vostro amato e 7 volte il vostro, così che la scritta si sovrapponga e crei una bella griglia. Praticamente sembrerà quasi pasticciato, ma nella realtà sotto ci sarà il nome del vostro amato e sopra il vostro nome. 5 volte lui nome e cognome e 7 volte voi sopra nome e cognome. Quando avete finito questa operazione, scrivete intorno, partendo da sinistra, cioè in senso orario, scrivete un cerchio che praticamente richiuda tutto dentro questo cerchio, il vostro nome e cognome, con sotto il nome e cognome del vostro amato, e scrivete un intento d'amore, qualcosa che vi attivi i vostri sentimenti verso quella persona. Quindi dovete fare un cerchio con, non so, ti amo, ti desidero, sei la persona più importante per me nella vita e quant'altro. In fondo dovete creare questo cerchio che chiuda tutto. Quando avete finito questa operazione, passiamo alla chiusura. Si prende il foglio, si parte dall'alto e si chiude per ben 3 volte. Praticamente dovete piegarlo partendo dall'alto, poi lo girate dopo la prima piega, fate un'altra piega sempre partendo dall'alto e così per 3 volte. Quindi dovete piegarlo 3 volte. Quando avete fatto questa operazione di piegatura del foglio, in cui c'è dentro il vostro sigillino con dentro i vostri nomi e sotto il nome del vostro amato, dovete alla notte metterlo per 7 notti sotto il vostro cuscino. Prima di andare a letto, cioè prima di coricarvi, e quando vi svegliate, dovreste sempre avere dei pensieri positivi e nutrire questa operazione con dei pensieri positivi e immaginandovi che amiate questa persona sia fisicamente che psicologicamente che mentalmente, insomma che abbiate dei rapporti molto personali, intimi con questa persona, così da rinforzare a livello energetico e vibrazionale questo messaggio. Arrivati alla 7ª mattina, quando vi svegliate, dovete avere una candela rossa
prendere il foglio e praticamente, che sarà piccolino per il semplice fatto che l'avete piegato in ben 3 volte, prendere il foglio e praticamente bruciarlo con una candela rossa. Mi raccomando, l'importante è che la candela rossa, che sia una candela rossa. L'ideale sarebbe vitalizzare la candela. Se non sapete come si fa a vitalizzare una candela, vi consiglio di andare a vedere la pillola del vostro marietto veneziano, come vitalizzare una candela. Fatto questo, quando avete le ceneri, prendete le ceneri e le dovete posizionare scavando una piccola buca vicino a una pianta con dei fiori rossi, o una pianta praticamente di pregio, sarebbe l'ideale, con dei fiori rossi. Quindi ricapitoliamo: per fare questo piccolo rito di magia, prima di tutto le protezioni, cerchio di fuoco, ovetto colorato e una piccola meditazione a stelle di Davide. Poi si inizia a scrivere 5 volte in colonna con un pennarello rosso il nome del vostro amato, si gira a 90 gradi, si scrive verso destra, si scrive il vostro nome per 7 volte, sempre in colonna, si crea il cerchio di intenti propositivi verso di lui, nel senso ti amo, ti desidero, insomma quelle parole che voi sentite per questa persona in modo molto profondo. Dopodiché lo piegate per 3 volte, sempre partendo dall'alto e girando ogni volta che lo piegate il foglio di 90 gradi, in modo che per 3 volte diventi un sesto di quello con cui avete iniziato. Dopodiché per 7 notti lo dovete tenere sotto il cuscino, e prima di dormire, quando vi svegliate, dovete pensare intensamente alla realizzazione di questo intento, che si materializzi sul piano materiale, dall'astrale diventa eterico e via dicendo. Bene, cari amici, detto questo, vi ricordo la candela chiaramente deve essere vitalizzata, sarebbe l'ideale, però se non ci riuscite va bene lo stesso una candela rossa, lo incenerite il foglio e le ceneri posizionate sotto un alberello. Bene, grazie cari amici, il vostro marietto è finito qui. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!